Allora, molto brevemente, intanto vi ringrazio per essere intervenuti perché la giornata non è delle migliori, non è una giornata in cui non si lavora e anche l'orario è abbastanza infelice, per cui devo veramente ringraziare tutti voi per averci dedicato la vostra attenzione e il vostro tempo. Come vedete il tavolo è ancora parecchio vuoto perché le autorità che ci hanno assolutamente garantito che sarebbero state presenti hanno qualche intoppo e non ci sarà, manderà qualche rappresentante. È il caso del presidente dell'Ars che è bloccato in una riunione. Gaetano Galvagno quindi non sarà dei nostri. Ci sarà il suo portavoce che verrà a porgere il suo saluto. Da un momento all'altro aspettiamo il ministro Nello Musumeci che in questo momento sta anche lui completando un appuntamento ovviamente istituzionale in call con Roma e quindi da un momento all'altro sarà qua perché mi ha già chiamato e mi ha avvisato che sarà ovviamente dei nostri. E poi aspettiamo Maglio Messina che anche lui non so se è riuscito a liberarsi alla Camera dei Deputati perché fino a ieri sera era ancora a Roma bloccato da una serie di votazioni e commissioni, per cui mi auguro da un momento all'altro che possa essere dei nostri. Noi inizieremo immediatamente dando spazio per alcuni minuti alla Musco Chamber Orchestra e quindi non possiamo che ringraziare l'Istituto Omnicomprensivo Angelo Musco di Catania e quindi il suo preside Mauro Mangano e con lui il docente coordinatore di questa orchestra che è il professor Alessandro Spinnicchia e il curatore e direttore dell'orchestra che è il professor Francesco Valenzisi. Ci faranno sentire un brano, il Palladio di Jenkins, dopodiché libereremo questo spazio e daremo giustamente voce a chi ci sta onorando di essere su questo tavolo e a voi che avrete l'opportunità di poter seguire la premiazione di questi ragazzi, ma ne parliamo tra poco. Per adesso Musco Chamber Orchestra.
Bravissimi questi ragazzi, meritano senz'altro il vostro applauso. Grazie al professore Francesco Valentisi, che è il curatore e il direttore di questa orchestra. Grazie al preside Mauro Mangano che ci ha permesso l'intervento dei ragazzi della sua scuola e grazie al professor Alessandro Spinnicchia che è il coordinatore del gruppo. Ragazzi, vi ringrazio, prendete posto. E allora io desidero, prima ancora poi di spiegare un po' cos'è il concorso, come sarà la giornata, dare immediatamente la parola a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, perché ha fatto veramente salti mortali per essere con noi, perché aveva tanti altri impegni e ci scusiamo per il ritardo che stiamo portando, perché era giusto partire puntuali, ma come ben comprende ci sono anche esigenze di altre autorità che purtroppo sono stati bloccati all'ultimo momento. Io le passo la parola, la ringrazio immensamente perché è giusto e quasi doveroso, lei che è stato sempre vicino al mondo della scuola, dare la sua benedizione, dare il suo messaggio per il presente e il futuro di questi ragazzi. Grazie, ringrazio il direttore di New Sicilia, dottor Sergio Regalbuto, e ringrazio e saluto ciascuno di voi, il nostro presidente, i sindaci, i dirigenti scolastici, voi ragazzi, i docenti e poi i genitori che penso siano accanto ai nostri giovani, perché oggi viene loro riconosciuta una abilità, viene loro riconosciuto un traguardo, piccolo o grande che sia, è importante, perché i grandi traguardi si raggiungono attraverso i piccoli traguardi. Le piccole cose costruiscono cose più grandi nella nostra vita e forse si può cominciare semplicemente da un concorso giornalistico e poi dopo alcuni anni ricordarlo come l'inizio o di un'attività professionale o anche di un'attività più dilettantistica, ma che dice il nostro amore alla città. Perché il giornalista, io credo, non sia semplicemente una persona che ama scrivere, questo dovrebbe essere lo scrittore, ma ama scrivere dando notizie e facendo sì che queste edifichino in qualche modo una coscienza civile nella città. Io stesso non riesco a chiudere la giornata senza aver letto il quotidiano cattolico italiano e senza aver letto i giornali di Catania. Oggi possiamo dire che questa incombenza aumenta perché non ci sono solo i cartacei, ma abbiamo l'informazione digitale che arriva molto prima e alcune testate hanno entrambe le opzioni. Permettetemi di dire qualcosa. È bello che voi vi siate cimentati, perché credo che nei nostri percorsi scolastici, forse fin dagli anni delle scuole elementari o della scuola media, io ricordo un corso fatto al liceo classico di Andria in Puglia, nel quale un nostro docente di filosofia, anche giornalista, ci ha fatto innamorare della scrittura e del progetto giornalistico. E permettete però questi 3 suggerimenti. Il primo, un buon giornalista, io credo, sia anzitutto un buon lettore. Se una persona non legge letteratura, non legge tanti libri, a cominciare da quelli che la appassionano, e non legge tanti giornali, è una persona che non riesce a trasmettere tutta la ricchezza di un pensiero e la fluidità di un lessico. Noi in fondo siamo come quelle persone che ricevono del grano, lo macinano e poi panificano. Il grano è tutto quello che noi riusciamo a assorbire attraverso la lettura, attraverso gli stili, attraverso la lettura dei giornali. Noi siamo vissuti nell'epoca di grandi giornalisti italiani, di ogni colore possiamo dire politico. Penso a Indro Montanelli, penso a Sergio Zavoli, persone con pensieri diversi ma con una levatura giornalistica davvero molto ma molto grande. Siate dei grandi lettori e lettori di giornali. Poi quando si tratta di scrivere,
bisogna fare delle scelte, perché ci sono dei giornali che evidentemente danno subito risalto al gossip, ci sono dei giornali che si occupano dell'ultima avventura affettiva di un influencer o di un personaggio dello spettacolo. Ebbene, ci vogliono intrattenere evidentemente, mentre ci sono dei giornali che ci parlano di guerre, di povertà, di progetti che permettono alle persone di riacquistare la loro dignità, di problemi veri. Questi giornali nascono dal discernimento di chi non ci vuole semplicemente intrattenere, ma ci vuol far diventare cittadini. E siccome oggi, non da oggi, ci diciamo che viviamo in un villaggio globale, se riusciamo a fare discernimento e scegliere notizie che ci facciano essere cittadini del mondo, è meglio. Altrimenti rimaniamo collegati come rimarrebbe una pianta alla sua roccia. Lettura, discernimento e la scrittura. La scrittura che deve avere certamente delle caratteristiche, e qui ci sono i grandi maestri di giornalismo, gli editori, e c'è tutto il mondo della scuola che da questo punto di vista informa, però io credo che bisogna tener presente nella scrittura delle leggi, anzitutto avere qualcosa da dire e poi saperlo dire e saperlo scrivere, con un lavoro di cesello che fa diventare precisi giorno dopo giorno. Altro è cominciare a scrivere alla vostra età, altro è scrivere fra qualche anno. Conservate in un cassetto quello che è stata la composizione, l'articolo che avete candidato a New Sicilia. Fra 10 anni riprendetelo e vedrete come la vostra scrittura sarà diventata più precisa, sarà diventata frutto davvero di quel lavoro di cesello che fa di noi delle persone che non solo hanno qualcosa da dire, ma lo sanno comunicare. Quindi auguri, leggete molto, scegliete ciò che scrivere e fate sì che la scrittura diventi davvero un'arte. Auguri e grazie ancora. Grazie Monsignore, grazie veramente per le belle parole, per questo incoraggiamento e questo viatico che ha dato ai nostri ragazzi. Devo dire che New Sicilia è stato sempre accanto al mondo della scuola, è nato nel 1° settembre del 2014, in poco più di 9 anni ha permesso a più di 25 ragazzi del mondo scolastico di diventare giornalisti. Hanno seguito il percorso previsto dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, hanno fatto i 2 anni con noi, hanno fatto poi gli esami superati e quindi si sono addentrati nel mondo del giornalismo perché evidentemente era una loro passione, era la loro vena, era quello che volevano fare e grazie a Dio, come diceva lei, con le opportunità che adesso offre anche il digitale, c'è più possibilità di dare sbocco a questi ragazzi. Noi abbiamo colto al volo questa opportunità e abbiamo fatto in modo di far concretizzare i loro sogni e dare anche uno sbocco lavorativo. Per cui le sue parole sono certamente un viatico di incoraggiamento per questi nuovi ragazzi che si avvicineranno, se lo vogliono, al giornalismo. Intanto hanno dimostrato di avere stoffa. Grazie a Monsignor Luigi Renna. Io esatto, non la trattengo più di tanto quando lei, perché so che ha molti impegni già pregressi, già precedentemente assunti. Nell'attesa, ripeto, in questo momento mi è anche arrivato il messaggio che mi conferma che anche l'onorevole Maglio Messina è bloccato alla Camera dei Deputati, quindi a Roma non riuscirà a essere dei nostri. Vi manda il suo più affettuoso saluto e spera di poter incontrare anche i giovani aspiranti giornalisti del futuro in un prossimo incontro che magari poi faremo all'interno della redazione proprio con le istituzioni e le autorità che adesso non possono essere con noi. Da un momento all'altro comunque arriverà il ministro Musumeci. Io approfitto prima ancora di continuare a dire come sarà lo svolgimento di questa serata per passare la parola al
io continuo a chiamarlo provveditore, non dirigente scolastico dell'ambito territoriale di Catania. Il provveditore è il capo della scuola catanese e il dottor Emilio Grasso è stato sempre con noi, è stato sempre vicino alla nostra iniziativa perché evidentemente ritiene che sia un'iniziativa meritevole di attenzione. Quindi, dottore Grasso, a lei la parola. Grazie a Sergio Regalbuto, al direttore di New Sicilia, che conosco già da tanto tempo. Un saluto a tutti i presenti, un saluto a tutti i ragazzi che sono qui presenti, a tutte le autorità e dirigenti scolastici, docenti. Un saluto anche a Monsignor Renna, che ha già detto tutto. A proposito della parola provveditore, mi piace molto la parola capo. Per me è più democratico, dico, io sono uno dei tanti, come si suol dire, che contribuisce alla scuola, a far sì che la scuola possa funzionare al meglio. Ci impegniamo come ambito territoriale, come ufficio scolastico, con tutti i funzionari che sono presenti e collaboriamo con le scuole perché cerchiamo di dare il massimo supporto alle scuole perché la scuola possa ovviamente funzionare nel migliore dei modi nell'ambito delle nostre competenze. Sicuramente il concorso, già detto tutto, Monsignor Renna, è un concorso meritevole che permette ai nostri ragazzi di cimentarsi in una disciplina, diciamo, che è quella dello scrivere, particolarmente impegnativa, una disciplina che poi comporterà poi ovviamente un riferimento anche all'esterno, perché ovviamente poi gli articoli verranno letti e sicuramente questo comporta come l'attività del giornalista una grande responsabilità nei confronti di tutti. L'informazione è cambiata negli anni, ormai abbiamo la digitalizzazione e sicuramente si raggiungono in un attimo, diciamo, tutte le parti del mondo e gli articoli vengono letti da tutti e quindi ancora maggiore è la responsabilità. Ma devo dire che la scuola fa questo, cerca di far sì, attraverso l'istruzione ma anche attraverso l'educazione, di dare ai nostri ragazzi quella responsabilità perché loro possono poi anche far sì che le loro scelte vengano effettuate in maniera consapevole. Devo dire che la professione del giornalista è particolarmente impegnativa. Sappiamo tutti che il primo insegnamento è quello per i giornalisti, il primo dovere del giornalista è quello di dire la verità. Lo diciamo a tutti, no? Anche ai nostri ragazzi dire la verità, ma nello stesso tempo di essere autonomo e indipendente. E io dico perché l'informazione deve essere obiettiva. E questo deve accadere anche tra i banchi di scuola. Essere autonomo, essere indipendente, sentire, ascoltare, ma farsi poi una propria idea, una propria opinione, è il massimo ovviamente che noi chiediamo ai nostri ragazzi. Indipendentemente dalle idee che poi uno riesce a esternare, la cosa più importante è cercare di far sì che queste idee non vengano condizionate. Ognuno si fa le proprie idee, però non ci vuole quel condizionamento. Leggere è molto importante. Quando io sono entrato nella carriera di funzionario, il provveditore mi disse la cosa più importante, come diceva Monsignor Renna, prima si legge e poi si scrive, perché senza conoscere le norme noi non possiamo scrivere, dare agli altri ovviamente quelle indicazioni che è importante dare e non evitare ovviamente che siano poi fuorvianti per gli altri. E quindi una scuola che permetta a tutti loro, a tutti i ragazzi, di avere una forma mente, di aprire ovviamente nuovi orizzonti, la propria mente, è quello che chiediamo, indipendentemente dal percorso di studio che si fa. E attraverso, penso, questa iniziativa di New Sicilia, che ha avuto tanto successo negli anni, si dà una maggiore opportunità ai nostri ragazzi. Noi come ambito territoriale siamo sempre disponibili a sostenere questa iniziativa e auguriamo sempre che possa proseguire negli anni anche per loro che hanno queste opportunità che devono essere ovviamente sempre sostenute da parte di chi tiene alla scuola. Quindi grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie anche al provveditore degli studi, al dottor Emilio Grasso.
Io ho visto che sono arrivati anche tanti amici che hanno anche delle cariche istituzionali all'interno della città, all'interno del comune. Ringrazio la presenza dei 3 sindaci che sono in qualche modo coinvolti, perché ci sono le scuole premiate e alcune di queste scuole ricadono nei territori di loro appartenenza, quindi li conosceremo più avanti e faremo in modo di attuare la premiazione anche dando a questi ragazzi la gioia e la felicità di poter essere premiati dal loro sindaco. Io volevo brevemente, se il Sua Eccellenza è ancora disponibile, forse non riesce più, 5 minuti. Allora, io vorrei spiegare un attimino cos'è il nostro concorso, cos'è la nostra iniziativa. È un concorso che è nato tantissimi anni fa, prima con un mensile sportivo che si chiamava Top Sprint. Mandavamo le circolari sempre tramite i provveditori che hanno preceduto il dottore Grasso alle scuole superiori di Catania, e i vari dirigenti sposavano subito questa idea perché c'era l'entusiasmo fra i ragazzi. C'è sempre stata la voglia di comunicare, di scrivere, e soprattutto quando si ha la possibilità di poterlo fare in maniera libera con un mezzo come il nostro, in cui non c'è assolutamente nessuna restrizione, perché il primo giorno, quando io ho già immaginato e avviato questo progetto, la prima cosa che ho detto è: noi non abbiamo e non avremo mai né padrini né padroni, per cui tutto quello, come diceva il dottore Grasso, che ogni elemento, ogni persona ha in mente di voler comunicare, da noi lo può fare, perché noi anche come nostro payoff abbiamo l'informazione digitale siciliana, cioè noi non abbiamo l'orientamento dell'informazione, noi non vogliamo né orientare nessuno né inculcare le nostre idee a nessuno. Noi informiamo per far sapere tutto quello che succede attorno a noi nel proprio territorio. Poi ognuno si faccia le proprie idee, le proprie riflessioni, e ovviamente poi chi ne ha la stoffa, come dicevamo, può avere l'opportunità di comunicarle queste loro riflessioni. Allora, dicevo, questo concorso è nato tantissimi anni fa. Poi da questo arrivarono altre attenzioni di altri quotidiani, come fu il Newspaper Game con la Sicilia, ma prima ancora il mondo giornalistico con quello scolastico lo avvicinammo noi con Top Sprint. Poi, da quando siamo online, come dicevo, dal 1 settembre del 2014, quindi da 9 anni, con newsicilia.it, abbiamo ritenuto che la nuova tecnologia ci dava la possibilità di avere un avvicinamento ancora maggiore con questi ragazzi, che avrebbero quotidianamente potuto mandare i loro elaborati, e così è stato. E quindi abbiamo ripreso questa attività e oggi siamo a premiare per il 6º anno il concorso. Tra l'altro l'anno scorso ci siamo fermati a causa della pandemia, ma il concorso ha permesso, come dicevo prima, a oltre 25 ragazzi di iscriversi all'albo dei giornalisti. Molti di loro sono rimasti all'interno della nostra redazione, altri sono anche andati a trovare ovviamente altre testate anche più prestigiose, perché voglio dire, Ronaldo avrà iniziato nella squadretta di quartiere, però poi non ti puoi più permettere di tenerti Ronaldo se c'è una squadra che ti offre un'opportunità maggiore. E quindi io sono stato il primo a dire ad alcuni ragazzi: se avete ovviamente delle opportunità migliori, dovete in qualche modo seguire le vostre strade. Oggi siamo qui a premiare quindi per la 6ª volta questo concorso fatto attraverso New Sicilia, e io vorrei approfittare un attimo, perché mi dicono che è arrivato il Ministro. Se riusciamo a farlo entrare, così facciamo dare il saluto al Ministro e poi congediamo anche Sua Eccellenza. No, lo congediamo prima. Grazie. Io la ringrazio per tutto quello che ha fatto. Grazie. Allora, mentre si stanno ovviamente salutando e scambiando 2 chiacchiere il Ministro con l'Arcivescovo, facciamo entrare anche Alberto Cardillo, che è il portavoce del Presidente Galvani. Eccolo qua. Grazie. Ci dispiace, si accomodi qua. Ci dispiace perché avremmo ovviamente gradito la presenza di Gaetano Galvagno, del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, perché avrebbe suggellato ancora di più l'importanza del nostro premio, ma sappiamo che siete vicini a questa nostra iniziativa. Il Presidente anzi ha voluto dare un contributo per la manifestazione proprio
per poter fare qualcosa di buono per questi ragazzi, e quindi io le cedo immediatamente il microfono perché so che lei porta i saluti in quanto lui è bloccato in una riunione assolutamente irrinunciabile. Sì, buonasera a tutti, direttore. Il Ministro, buonasera. Il Presidente voleva esserci a tutti i costi, tant'è che lo avevamo anche messo in agenda, però purtroppo le agende corrono e si sono sovrapposti altri appuntamenti istituzionali, si sta preparando l'arrivo della finanziaria all'Assemblea e quindi ci sono degli incontri in modo da poter rispettare la tabella di marcia e approvare finalmente questa finanziaria alla fine dell'anno. Non so se si sente bene. Porto i suoi saluti, come diceva il direttore, il Presidente ha voluto anche patrocinare questa meritoria iniziativa. Il giornalismo è uno strumento importantissimo per rendere partecipi i cittadini di una società che cambia, per avere una mediazione, ho sentito prima quello che diceva il direttore, il più oggettivo possibile nel raccontare la notizia, nel non far trasferire quelli che sono orientamenti di parte, cercare di essere il più obiettivi e oggettivi possibile. E quindi è bene, direttore, che questa iniziativa che viene proposta di avvicinare sempre più giovani al mondo del giornalismo è una cosa assolutamente molto 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 importante. Non voglio dilungarmi oltre, voglio semplicemente ribadire la vicinanza dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente dell'Assemblea al mondo del giornalismo tutto, che sicuramente non attraversa un momento facilissimo, una società che cambia, un mondo che cambia, una intermediazione che è sempre più difficile. Oggi con i social spesso esponenti della società, della politica, tendono a comunicare direttamente anziché passare dalla intermediazione che ritengo che sia necessaria dei professionisti dell'informazione. Però ci sono organi di informazione come News Sicilia che fanno onore alla categoria e che danno una mano ai siciliani e agli italiani a capire meglio quello che succede nel mondo che li circonda. Quindi auguri per l'iniziativa editoriale, auguri anche per questa bellissima iniziativa di formazione rivolta ai giovani giornalisti siciliani. Complimenti e auguri ancora. Grazie al dottore Gardino, invitiamo a restare con noi ovviamente nella speranza che non abbia altri impegni già anche lui precedenti. No. Immediatissimi, no? Quindi si può fermare con noi. Allora, io ovviamente prima di continuare a spiegare come sarà la giornata di oggi e il progetto Concorso Diventa Giornalista, non posso che dare la parola al Ministro, ma per me all'amico Nello Musumeci, perché Nello Musumeci è stato sempre presente quando lo abbiamo in qualche modo coinvolto nelle nostre iniziative, ha sempre partecipato, non si è mai tirato indietro né da Presidente della Provincia né da Presidente della Regione e adesso anche da Ministro, quindi Nello Musumeci sta sempre Nello Musumeci, non c'è nient'altro da aggiungere. E quindi la parola a te. Grazie, buona serata a tutti e scusate se sono arrivato con un quarto d'ora di ritardo, ma mi fermerò quasi fino alla fine, fino a quando sarà possibile raggiungere l'aeroporto per tornare a Roma. E desidero salutare i signori sindaci, tutte le autorità presenti, il nostro efficacissimo provveditore agli studi, il dottore amico Alberto Cardillo, i docenti e soprattutto i ragazzi, che sono gli azionisti di maggioranza di questo incontro, sono i veri protagonisti. Se non ci fossero loro, che avessimo a fare? Quindi è chiaro che un appuntamento del genere non poteva non impegnarmi per esserci, innanzitutto per avere l'occasione di congratularmi col professor Regalbuto. Vorrei che tutti i giornalisti fossero tenaci e perseveranti come lui. Lui, oltre a fare il giornalista, ha dovuto fare l'imprenditore e oggi fare l'imprenditore non è certamente una scelta facile. E poi ragazzi, perché mi fate tornare indietro di qualche decennio. Avevo 15 anni quando, preso dalla passione per il giornalismo, caro Fabio, anche tu stai invecchiando,
preso dalla passione del giornalismo, mi presentai al quotidiano catanese Espresso Sera. I vostri genitori lo ricorderanno, voi certamente no, perché da diversi decenni non esce più. Era il quotidiano del pomeriggio, andava alla grande con la cronaca nera, e siccome allora c'erano 110-120 morti ammazzati l'anno a Catania, quindi la materia prima non mancava mai. Te lo ricordi? Andai dal cronista, si chiamava Carmelo Barbuto, e gli ho detto: senta, io sono uno studente, vengo da Militello, in provincia di Catania, ho sempre sognato di vedere pubblicato un mio articolo sul giornale, posso realizzare questo sogno? Gli avrò fatto pena, tenerezza, non ve lo so dire. Su che cosa vuole scrivere? Dico, ho già pronto un articolo, naturalmente sulla famiglia Majorana, che erano miei concittadini, lo scienziato Ettore Majorana, lo zio, il nonno. Glielo lasciai. Dopo 2 giorni, io non potevo comprare il giornale perché non avevo i soldi, e quindi andavo al bar vicino a casa mia e ho trovato l'articolo con la foto che avevo lasciato io, solo che non c'era la firma, perché non conoscendomi il redattore non ha voluto rischiare. Majorana, parlavamo di Majorana, e c'è il nipote, il dottore Denti, e c'era solo l'iniziale NM Nello Musumeci. Ci sono rimasto malissimo, dico, dopo tanta fatica per scrivere questo articolo, e poi alla fine neanche la gioia di leggere il proprio nome. Ci sono tornato sfacciato, ho preparato un altro articolo, ho detto: dottor Barbuto, io la ringrazio per aver pubblicato il mio, però senza il nome era, posso? Lui si è messo a ridere, ha voluto il numero di telefono di casa, allora non c'erano i cellulari, o a casa o nella cabina telefonica con i gettoni, e quindi ho dato il numero di telefono di casa, e devo dire che dopo un paio di giorni è uscito quell'articolo, stavolta con la firma. Voi non potete immaginare che emozione quando viene pubblicato un articolo firmato per esteso. È una emozione indescrivibile, solo chi l'ha provata può capirlo. Si può fare il giornalista? No, si può coltivare la passione e la vocazione per il giornalismo, ma oggi fare il giornalista richiede un impegno particolare, perché la carta stampata, come sapete, è stata soppiantata dalle nuove tecnologie, serve una particolare preparazione e una straordinaria passione. Non ci si arricchisce facendo il giornalista, ma vi assicuro che chi lo fa col cuore diventa davvero un balsamo dell'anima. Quando Sergio ha voluto coltivare questa passione dei ragazzi, degli studenti per il giornalismo, mi ha trovato subito al suo fianco nella condivisione della iniziativa. Perché? Perché non soltanto rimuovete e stimolate suggestioni che io ho provato a 15, 16, 17 anni, ma sono fermamente convinto che oggi ci sia davvero bisogno di una classe dirigente di giornalisti molto più responsabili, molto più seri, non rispetto agli attuali, ma rispetto al caos che oggi regna nel campo del giornalismo, dove ancora la mancanza di regole serie non riesce mai a distinguere l'articolo scritto da un professionista e l'articolo scritto da chi fa l'imbonitore e chi pensa di cercare vendette personali. Ma il giornalismo è un'arte di straordinaria importanza, perché è lo strumento, uno degli strumenti che consente di consolidare la democrazia, cioè lo scambio di idee e di opinioni. Ecco perché anche per questo sono qui. Sono felice di poter restare fino al punto da poter della premiazione, e in ogni caso, anche se non dovessi fare in tempo, ci tenevo a manifestarvi questo mio stato d'animo, perché lo custodisco e lo alimento ogni volta che mi imbatto in giovani, anche quelli con la telecamera.
allora non c'erano telecamere, non era possibile, l'unica telecamera era quella della RAI, non c'erano neanche le televisioni private e le radio private che sono arrivate nel 1975. Da quell'anno in poi è stato consentito il pluralismo delle attività. Quindi complimenti a tutti i partecipanti. Quando si partecipa già si è vincitori. Poi naturalmente bisogna sempre fare una classifica e credo che sia stata già definitiva, e quindi altri complimenti ai giovani e buona fortuna a tutti, perché non tutti farete il giornalista, però ognuno di voi ha un sogno da realizzare. Quello che vi posso dire da padre, da nonno, prima ancora che da uomo di governo, è questo: non arrendetevi mai. Mai, ragazzi, mai. Non abbiate mai paura della vita, mai, qualunque cosa accada. Se cadete, rialzatevi, anche se avete le ginocchia sanguinanti. Dovete avere grande stima verso voi stessi e nessuno mai vi dirà, tranne i genitori e le persone care, bravo, bravo, sei il migliore, vai avanti. No, non ve lo diranno. Ma siete voi stessi che dovete coltivare questa stima verso le vostre capacità intellettuali e legate al cuore. Quindi buona fortuna perché ognuno possa realizzare i propri sogni, e grazie al corpo docente e agli insegnanti per quello che fanno, perché la vostra formazione è dovuta a due realtà essenziali. Primo, la famiglia, quando c'è e quando è nelle condizioni di poter essere accanto a voi, e poi la scuola, con gli insegnanti che sanno profondere ogni energia perché ognuno di voi possa diventare un buon cittadino. Tanti auguri a tutti. Grazie al signor Ministro, ma soprattutto grazie a Nello. Io mi onoro di avere oltre, forse anche più di 30 anni, 35 anni di amicizia, ormai non li diciamo. Però mi hai riportato alla mente tanti ricordi. Il primo è Espresso Sera, perché Espresso Sera, che appunto, come giustamente diceva il Ministro, molti di voi non lo conoscono perché è da ormai parecchi decenni che non è più in edicola. Io cominciai, il mio primo articolo uscì dicembre 1979, quindi cominciano a essere anni che contano, proprio a Espresso Sera. E anche lì cominciò un po' per gioco l'avventura, perché devo dire che l'avventura di tutti i giornalisti è iniziata sempre per gioco, a volte per caso, a volte proprio casualità della vita. Senti, mi serve quel risultato, mi fai sapere, eccetera. E fu così che io iniziai. Poi da lì passai un paio d'anni dopo ad Antenna Sicilia, dove ci ho fatto 35 anni di televisione, e dopo 35 anni di televisione ho ritenuto che l'altra bella sfida era quella di andare sul web, sul quotidiano online, perché continuo a sostenere, ma ovviamente non lo dico io, che i giornalisti sono tutti giornalisti diversi, dalla carta stampata alla radio, alla televisione, al web. È un modo completamente diverso di fare giornalismo. Diceva anche giustamente il Ministro: non vi arrendete mai, ma soprattutto cercate di capire che la fortuna che avete voi oggi, noi ai nostri tempi non ce l'avevamo. Io lo dico sempre ai miei ragazzi della mia redazione: ai nostri tempi c'era la macchinetta Olivetti dove si batteva ancora la lettera 32, la lettera 34, insomma tutte queste vecchie Olivetti, dove appena sbagliavi un minimo vocabolo, anche solo per averlo battuto male, il caporedattore ti foglio e dovevi ricominciare, perché non c'era il bottoncino di oggi del computer che richiama l'articolo, dice aspetta che cambio la frase. No, dovevi ricominciare. E quella è la gavetta che abbiamo fatto, quello è il giornalismo che veramente sentivi nel sangue, perché se non avevi nel DNA la voglia di fare questo bellissimo ma tanto difficile mestiere, non potevi andare avanti. E quindi quello che io adesso dico ai miei ragazzi in redazione è proprio questo: siete fortunati, e soprattutto loro concordano sul fatto che sono fortunati a essere in un ambiente sereno. Tutti quelli che sono venuti da noi
sono entrati col sorriso largo e sono usciti col sorriso doppiamente largo, perché dico sempre, quando si lavora si deve lavorare nella massima serenità, nella massima gioia e nella massima possibilità di potersi applicare su quello che si sta facendo, anche perché questo è un mestiere, è una professione, è una vocazione dove si è sempre sotto i riflettori. E come diceva giustamente il Ministro, oggi è facile avere un blog, avere un microfono, avere una possibilità di poter dire la propria opinione, e spesso la si dice in maniera fraudolenta, in maniera non controllata, in maniera orientata, non sempre positivamente. Il web, internet ha dato voce a una legione di idioti. Purtroppo sui social, che sono ormai i mezzi che trattano principalmente, ci sono parecchi che dicono, pensano di dire, pensano di avere il Vangelo nelle loro parole, nelle loro idee, e invece sono fuorvianti per i giovani. Quindi è giusto, come hanno detto un po' tutti gli interlocutori, dall'arcivescovo al provveditore, al ministro, al dottore Cardillo, è giusto che ognuno di voi abbia la responsabilità di sapere che quando comunicate qualcosa agli altri ci sono tante orecchie che vi ascoltano e il vostro messaggio deve saper essere indirizzato in un certo modo. Detto questo, io non mi voglio più dilungare, voglio riprendere i ringraziamenti che avevo interrotto prima, perché vedo tantissimi amici, tra l'altro vedo imprenditori, l'ho citato anche il Ministro parlando di Majorana, l'Avvocato Ettore Denti, vedo Pino Liberti che è stato il commissario straordinario per l'emergenza Covid, e quindi vedo anche parecchi consiglieri, il consigliere Mirenda, insomma parecchi di voi, oltre ovviamente a tanti dirigenti, tanti docenti e soprattutto i ragazzi. Quindi grazie a tutti, vedo il coordinatore di scienze motorie nonché consigliere ad Aci Castello Antonio Maugeri, quindi grazie veramente a tutti quanti. Un grazie non può che andare ovviamente alla mia redazione, a tutta la redazione che oggi è quasi compattamente presente, perché qualcuno è fuori, non poteva essere presente, e noi come New Sicilia, l'ho detto dal primo momento, lo ricordo, siamo vicinissimi al mondo della scuola, ma siamo anche attenti ad altre realtà, ad altri settori. Ultimamente stiamo facendo parecchia produzione nostra con la web TV che abbiamo fatto nascere nel maggio dell'anno scorso, e quindi in questa nostra produzione mi piace ricordare l'attenzione che abbiamo avuto dai nosocomi, dagli ospedali, dalle aziende sanitarie catanesi, in particolare dall'Arnas di Catania. Sì, dall'Arnas Garibaldi di Catania. No, credo sia un problema di batteria, forse se prendiamo l'altro. 1, 2, 3, perfetto, ci siamo con questo. Dicevo l'Arnas Garibaldi di Catania, che ha sposato una nostra idea, il volere far conoscere le eccellenze di quella struttura, ed è da 2 anni che con Flaminia Belfiore facciamo delle puntate, delle trasmissioni che sono state veramente molto seguite. Quindi grazie al dottore Fabrizio De Nicola per quello che ha fatto, per la fiducia che ci ha dato. E sulla scia del Arnas Garibaldi abbiamo anche avuto il Cannizzaro, e ringrazio il dottore Giuffrida, anche lui il direttore che ha sposato questa nostra idea. Abbiamo fatto anche delle produzioni nostre, andando a trovare i primari dei vari reparti anche per il Cannizzaro. E poi un'altra produzione che stiamo facendo è quella con Tiziana e Donatella Pizzo, che poco fa erano in sala, adesso si saranno allontanate anche loro per problemi di altri impegni, che stanno portando avanti Dipende tutto dall'alzata, una trasmissione dedicata al volley, ma al volley non solo quello che ha già i riflettori accesi come la Superliga e quindi la Saturnia Farm Italia, ma al volley cosiddetto minore, che poi minore non è, perché tutta l'attività giovanile non è altro che un viatico per quelli che poi saranno i campioni del domani. E anche quindi, per allacciarmi al nostro concorso, noi con la nostra iniziativa vogliamo coltivare i giovani di oggi per dare loro un viatico, per dare loro una possibilità di sbocco, e quindi nella speranza che siano le belle firme del giornalismo di domani. Io vorrei procedere a questo punto con la premiazione.
e tutti i ragazzi sono presenti qui tranne uno studente che è fuori sede perché è andato in Austria in questi giorni. È andato in Austria in questi giorni, gli chiederemo, eccolo qua, è andato in Austria in questi giorni, gli chiederemo adesso subito se per lavoro o per diletto. È Francesco Cantone del liceo Marchesi di Mascalucia, la quinta A. Francesco, ciao. Buonasera. Dove ti trovi? Intanto dici subito dove ti trovi. Al momento mi trovo in Austria, a Bestalze. Per fare cosa? Per lavoro, per diletto, per gita, che cosa? Studio, benissimo. Allora, Francesco, dico subito, non l'avevo detto prima, che questo nostro concorso, così come i precedenti, premia 10 studenti, 10 ragazzi che nel corso dell'anno scolastico, in questo caso 2022-2023, hanno mandato i loro elaborati. 5 di loro sono stati scelti da una commissione giornalistica interna e anche esterna e altri 5 sono stati scelti dal web in base alle visualizzazioni dell'articolo e ai like che ha ricevuto. Quindi noi non diamo adesso una classifica primo, secondo eccetera, perché questi 10 nostri ragazzi sono tutti e 10 meritevoli allo stesso modo di un riconoscimento. Devo dire che è stato un lavoro difficile, quantomeno quello della commissione giornalistica, perché tutti i lavori erano innanzitutto numerosissimi, sono arrivati centinaia di articoli nel corso dell'anno e sono tutti pubblicati, perché come diceva poc'anzi il ministro Musumeci, la soddisfazione non è solo poi raggiungere l'obiettivo. De Coubertin diceva l'importante è partecipare. Io ho sempre sostenuto vincere è ancora più bello, però è ancora più bello. Però dicevo che vincere fra tutti quelli che hanno mandato è stato veramente difficoltoso nella scelta, perché c'erano davvero molti elaborati che meritavano di essere premiati, però avevamo deciso di farne 5 dal punto di vista della commissione giornalistica e 5 dal web. E fra i 5 della commissione giornalistica c'è proprio il lavoro Omne Verum Codice Ratzinger. Praticamente si tratta dell'intervista all'autore di questo libro, l'autore che è Andrea Cionci, e che è stato intervistato proprio da Francesco Cantone. Francesco, ci vuoi dire brevemente in che cosa consiste e da dove ti è venuta questa idea di scrivere questo articolo? È un libro inchiesta, un'inchiesta che dura più di 4 anni, di Andrea Cionci, supportato da decine tra teologi, canonisti, studiosi della questione, che ha riguardato gli ultimi 10 anni, diciamo, dell'attualità della Chiesa Cattolica, con la presenza di appunto 2 uomini vestiti di bianco, entrambi chiamati Papa, e che, diciamo, per l'importanza a livello storico è molto importante, in quanto sono oltre 6 secoli che non si presenta situazione del genere, e anche la sua rappresenta male. Francesco, niente, evidentemente c'è parecchia difficoltà. Ti faccio solo una domanda, se riesci a sentirmi e a rispondere. Noi ovviamente, oltre alla targa, che sarà un bel ricordo da mettere nelle vostre bacheche, abbiamo sempre dato, e sarà così anche stavolta, la possibilità di fare uno stage assolutamente gratuito nella nostra redazione. Tu adesso sei in Austria, non so quanto tempo starai a studiare, quindi non so se potrai accettare questa possibilità di fare lo stage. Purtroppo non mi trovo nelle capacità di poterlo proseguire, di poter stare, anche se ringrazio per l'opportunità. Benissimo, lo supponevo, perché appunto avendo tu scelto per adesso di studiare fuori è logico che avrai altri impegni. Allora Francesco, in bocca al lupo per il tuo futuro, per la tua formazione, e speriamo di rivederti presto qui. Noi approfittiamo adesso perché la targa la consegniamo idealmente a te, ma a ritirarla sarà tua madre, e quindi la signora Guglielmino la preghiamo di venire qui, e il premio lo facciamo consegnare al ministro Nello Musumeci. Prego signora.
Forse ti conveniva passare da là. Grazie. Sì, che c'è la foto. Ecco. Un fotografo è di Paternò, amico del sindaco, perché i paternesi, Si è portato alla Clark. i Sì. paternesi sono ovunque. Vero sindaco? Fiuto. E allora, siccome ovviamente il premiato è del liceo Marchesi di Mascalucia, ma non è l'unico premiato di questo liceo, avremo poi anche la possibilità di chiamare il sindaco di Mascalucia, il dottore Vincenzo Magra, per poter fare la premiazione. Signora, grazie, complimenti per Francesco e speriamo di averlo fra di noi quanto prima. Allora, adesso passiamo al primo premio scelto dal web. Alterniamo fra quelli scelti dalla commissione e quelli scelti dal web. Ripeto, non c'è un ordine, sono tutti e 10 ex aequo premiati. Il premio va a Giada Annarita Belfiore del Lombardo Radice di Catania, terzo liceo. Ecco Giada, ecco. Ciao Giada. Allora, dove ci porteranno i social? Lo dicevamo poc'anzi, questi social che sono una bellezza dal punto di vista comunicativo, ma spesso sono anche pericolosi. Intanto, perché hai scelto questo tema? Ho scelto questo tema innanzitutto perché penso sia importante parlare non solo di elementi, di argomenti poco conosciuti, ma soprattutto di qualcosa che riguarda la nostra quotidianità, quindi in particolar modo i social. Penso che ognuno di noi sia solito condividere contenuti, informazioni all'interno del web, ma non tutti si chiedono effettivamente quali potrebbero essere le conseguenze di un uso eccessivo. Potrebbero andare a causare una dipendenza. Dunque ho scelto questo tema non solo per il semplice fatto che nella società odierna siamo tutti caratterizzati dalla presenza dei social media, ma anche per portare alla luce degli elementi poco noti dalla nostra società, quindi le varie conseguenze. È un modo di voler esprimere la tua idea o nelle tue vene scorre il sangue per diventare giornalista? Credo entrambe le cose, sono sempre stata molto appassionata di scrittura in generale, avere l'opportunità di diffondere il mio pensiero, la mia idea a un pubblico molto più vasto, per me è stata una grande opportunità. E adesso l'opportunità di farti 6 mesi nello stage nella nostra redazione la vorrai cogliere, la potrai cogliere o no? Sì, certo. Benissimo, allora un doppio applauso. Un doppio applauso perché Giada evidentemente già dai prossimi giorni farà parte della nostra redazione come aspirante giornalista che vorrà crescere. Cercheremo di capirne se ne ha le doti, col pezzo che ha mandato sicuramente lo ha dimostrato. Vedremo se lo dimostrerà anche con l'impegno, con la caparbietà che sono dovute a questa professione. Giada, grazie. Vorrei che il dottore Cardillo, in rappresentanza del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, possa in qualche modo, ci mettiamo qua a favore dello stendardo nostro, del nostro roll up, qua così a favore di fotografo, e quindi possiamo procedere con la premiazione. Grazie, grazie anche a Giada, grazie. E siamo alla terza consegna, premio della commissione giornalistica a Riccardo Vignieri del liceo Spedalieri di Catania. Ciao Riccardo, complimenti anche a te. Il titolo è abbastanza lungo, lo vediamo: Il piacere della lettura, una conquista da raggiungere a scuola. La scrittrice Barbara Bellomo, ospite al liceo Spedalieri di Catania, e hai intervistato appunto la Bellomo. Cosa ti ha detto di bello e cosa hai trovato di interessante nel suo libro? Allora, appunto, l'articolo è incentrato sull'ultimo libro della professoressa Bellomo, La casa del Carrubo, che è un libro ambientato in Sicilia negli anni della Seconda Guerra Mondiale, sullo sbarco appunto in Sicilia. La scrittrice ho avuto l'onore di intervistarla personalmente
perché lei si era recata effettivamente nella nostra scuola a tenere una sorta di seminario dove noi studenti le abbiamo sottoposto le nostre curiosità sul libro dopo averlo letto, quindi è stato molto interessante, ho avuto modo anche di chiederle qualche informazione, diciamo, riservata su prossimi progetti di scrittura e l'ho trovato appunto molto, molto interessante e stimolante. Noi dobbiamo dire grazie non solo a questi ragazzi che dimostrano veramente una spigliatezza e una caparbietà già nel volere affrontare questo difficile mestiere, ma dobbiamo dire grazie, lo dicevano poco fa anche le nostre autorità, ai dirigenti e ai loro docenti che in qualche modo li stimolano, ma alcuni come loro hanno veramente bisogno di pochi stimoli perché già dimostrano veramente di avere questa vocazione e anche, come dicevo prima, questa spigliatezza. Quindi anche a te non posso che fare la stessa domanda, sarai dei nostri? Sì. Bene, grazie, grazie anche a lui. Allora, la premiazione la facciamo fare al dottore Grasso, quindi premiato dal provveditore agli studi di Catania, Riccardo Vigneri, della quinta C dell'Ospedalieri di Catania. Mettiamoci sempre qui vicino al nostro roll-up. Benissimo, grazie. Cerco di andare spedito. Siamo al quarto premio. Torniamo quindi ai premiati del web. Enrico De Pasquale del Lombardo Radice, classe terza. Qui vediamo la foto di copertina del suo articolo. Shanty Towns esistono ancora oggi e purtroppo esistono ancora oggi, no? E cosa sono e perché ti sei in qualche modo focalizzato su questo tipo di attenzione da dare? Allora, buonasera a tutti. Ho deciso di parlare di queste shanty towns, quindi le baraccopoli, dopo aver studiato in geography una delle materie di indirizzo, appunto queste shanty towns che purtroppo in molte metropoli, in grandi città del mondo, ma anche qui in Sicilia, ho scoperto dopo aver scritto questo articolo, molte persone vivono in condizioni molto più che arretrate, quindi secondo me scrivere un articolo su baraccopoli, soprattutto perché purtroppo se ne sente poco parlare, è un modo per sensibilizzare il pubblico in un certo senso, sensibilizzare per far sì che conoscano realtà che purtroppo non tutti conoscono in un certo senso. Noi quando sentiamo parlare di posti e quartieri degradati pensiamo, dicevi tu, alle grandi capitali, pensiamo a Rio de Janeiro, alle favelas, però devo dire che ce l'abbiamo dietro casa, a Messina c'era una baraccopoli e anche su quella tu hai centrato la tua attenzione. Esatto, ho citato Rio de Janeiro come in Brasile, ma anche diverse città. Ho fatto delle ricerche, è stato difficile proprio perché ci sono pochi articoli su questo argomento, ma ho scoperto che a Messina purtroppo molte persone vivono in queste condizioni, ma non solo. Anche a Catania, nel quartiere di San Berillo, per fortuna, oggi sono state, le aree, le zone sono state riqualificate, però in passato persone vivevano in queste condizioni. E allora, domanda fatidica anche a te, vorrai affrontare e sostenere questo stage da noi oppure hai già altri impegni? No, assolutamente sì, accetterò. Grazie, grazie anche a te. Sono veramente contento perché mi rendo conto che questi ragazzi amano questo mestiere e lo vogliono percorrere come viatico dall'inizio alla fine. Allora, vorrei chiamare qui Nino Naso, il sindaco di Paternò, anche se è una scuola che non ricade nel suo territorio. Chiamo lui perché parlavamo di Rio de Janeiro e qualche ricordo io e Nino Naso ce l'abbiamo perché siamo stati insieme a Rio de Janeiro tantissimi anni fa per una manifestazione che legava la Sicilia al Carnevale di Rio. Allora, grazie Nino. Allora, lasciamo stare i nostri ricordi e invece parliamo di quelle che sono le iniziative per la scuola, le iniziative soprattutto che un sindaco come te sta portando avanti nel proprio comprensorio. Ma io devo dire che c'è tanta attenzione e questa sinergia che si sta legando tanto al giornalismo, so quante volte ci siamo noi visti e l'attenzione che avete e la possibilità che
si è data ai ragazzi, ma anche una rete importante con la Chiesa, c'è stato Monsignor Renna, con il prefetto, con il provveditore agli studi, è una rete importante che lavora a 360 gradi e va dalla cultura al ludico anche al sociale, e dobbiamo continuare. Siamo qui non solo per forma, ma perché vogliamo anche noi riempire di contenuti e fare la nostra parte. E per quello che è importante questa attività che state facendo voi. I ragazzi, vedete come si approcciano, e poi sono anche spontanei. Io dico la cosa più importante, prima si parlava di non avere padrone, è la libertà di scrivere, di esprimere il proprio pensiero, nel rispetto sempre di tutto, perché libertà non vuol dire colpire chiunque, con tanta attenzione, e devo dire che questo fa onore a voi. Grazie. Grazie al sindaco Nino Naso, sindaco di Paternò. E allora adesso sì che possiamo passare alla quinta consegna del premio, ed è un altro premio scelto dalla commissione giornalistica e va a Enrico Fisichella del liceo Marchesi di Mascalucia. Ciao Enrico, complimenti anche a te. Allora, elezioni, ecco qui sei stato un po' duro coi politici. Elezioni, se la campagna elettorale si fa in discoteca. Cosa ti ha fatto scattare questa molla di dare addosso a chi fa un certo tipo di politica? Innanzitutto dall'incoraggiamento della mia bravissima professoressa di filosofia, che non so se è qua, la professoressa Mirella Furneri. Ah, eccola. E qua evidentemente non ama molto i politici. No, l'incoraggiamento era a scrivere, e poi viene dalla scuola una bella comunità educante. Comunque era il tempo delle elezioni politiche. Diciamo, l'articolo modesto nacque da una certa insofferenza verso una qualità della vita politica alquanto degradata, alquanto bassa. Vidi un politico che faceva campagna elettorale nelle discoteche, non diceva nulla. Non diciamo neanche il nome. No, non lo diciamo neanche il nome. Non diceva nulla e se ne andava, ma in generale sono state elezioni un po' sui generis da entrambe le parti, schieramenti che perdevano candidati, altri che ne proponevano a decine. Molti volevano passare il Rubicone. Ma quelli che perdevano i candidati non perdevano le elezioni. Io non ho mai visto un partito o qualcuno che ha detto ho perso le elezioni. No, c'era una compagine che ha perso poi il candidato. Il candidato si è prima di iniziare. E gli altri invece, che un po' schizofrenicamente alternavano nomi diversi in una singolare battaglia fatta di cartelloni pubblicitari. Niente con questo. Fortunatamente però non tutta la politica è così. Quindi abbiamo l'esempio, non lo dico per plagieria, perché il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno è un simbolo della politica fatta bene. L'onorevole Nello Musumeci, il ministro Musumeci, che dice di non essere mai stato in discoteca, in questo ci credo poco. Forse è la prima bugia che dice in vita sua. Va bene, allora ci credo. No, ma dicevo, il ministro Musumeci è senz'altro un esempio non solo di assoluta onestà, che oggi, anche se sembra essere la cosa più normale che debba esserci nella società oltre che nella politica, anzi a maggior ragione in politica, è davvero non sempre facile da trovare, ma oltre ad essere, dicevo, il simbolo dell'onestà è il simbolo della coerenza, perché le sue ideologie le ha portate avanti da quando era così a quando ora è diventato altissimo. No, non è assolutamente, è solo una constatazione, non è un complimento. Io non faccio mai complimenti, ma faccio constatazioni, e quando meritano queste constatazioni di essere sottolineate va fatto. E allora i nostri testi sono tutti Ministro, lo puoi trovare su New Sicilia. Basta che scrivi elezioni, se la campagna elettorale si fa in discoteca, e trovi quello. Tutti quanti gli elaborati sono tutti pubblicati, resteranno, perché un'altra bellezza del web, di internet, dei quotidiani online, dei giornali online in generale, è quella di avere l'infinità della pubblicazione. Non è il giornale cartaceo che il giorno dopo magari è tutto stropicciato e già buttato nella spazzatura, o come dice qualcuno ci abbiamo incartato il pesce e poi non ci è servito più.
nel giornale online potete trovare anche a distanza di anni gli elaborati. Infatti noi abbiamo ancora tutti gli elaborati anche degli anni precedenti, quindi assolutamente ci sarà anche il suo elaborato. Allora, io vorrei chiamare il sindaco di Mascalucia a questo punto, il dottore Vincenzo Magro. Anche la preside. E anche la preside. Dov'è la preside? Eccola qua. Sindaco, grazie, ciao. E anche la professoressa Furnari, sì, perché no? Preside, grazie. Complimenti, perché devo dire quest'anno il Marchese di Mascalucia ha fatto man bassa di premi. Sono, mi pare, quanti? O 4 o 5 premiati del Mascalucia. Professoressa, piacere, buonasera, eccoci tutti qua. Benissimo, grazie. Preside, grazie di tutto e complimenti per i suoi ragazzi. Grazie professoressa. Sindaco, no, 2 parole, perché ovviamente, dicevo, il Marchese di Mascalucia ha dimostrato di essere una fucina di interventi per quanto riguarda l'avvicinamento al giornalismo. Non so se sono o 3 o 4, quanti sono i premiati? 5, addirittura 5 i premiati, quindi il 50% dei premi quest'anno è andato a loro, quindi segno che in questa scuola, quantomeno indirizzati verso il giornalismo, ci sono dei ragazzi che meritano veramente molta attenzione, ma so che lei con la sua attività l'attenzione la dà a tutto il comprensorio e anche in altri settori. Ci proviamo, ci lavoriamo. Io ringrazio la preside Lucy Sciuto, così come tutto il corpo docenti che fa un'eccellenza sul nostro territorio, come ben dicevi poc'anzi, di Mascalucia, con il concetto Marchesi, che negli anni ha assunto un ruolo sempre più pregnante verso quello che è la formazione. La formazione è alla base, lo sappiamo, e voi siete stati veramente bravi 6 anni fa, perché questa è la 6ª edizione, come sentivo poc'anzi, a portare avanti un progetto così ambizioso e significativo, non fosse altro perché vi arricchite la redazione di persone e di giovani validissimi, che poi possono essere veramente il futuro di quello che è questo complicatissimo mestiere, come sottolineavate. Quindi un'attenzione importante va data alle amministrazioni. Io per primo mi prodigo affinché all'interno di quello che è il nostro corpo docenti, così come delle istituzioni presenti a livello scolastico del territorio di Mascalucia, di poter promuovere iniziative sempre più idonee a far sì che, partendo anche dalle classi primarie, si possa avere una formazione continuativa, che poi è quello che poc'anzi molti dei relatori autorevoli qui oggi presenti sostenevano, ossia dare la formazione all'informazione, quindi proseguire le attività di conoscenze per poi poter proseguire verso questo percorso virtuoso. Ringrazio veramente tutti gli studenti del concetto Marchesi che oggi sono qui premiati, anche chi era in collegamento chiaramente, e ringrazio soprattutto voi per aver voluto dare questo significativo impulso a quello che è uno strumento di formazione basilare ma importante per le nostre società. Grazie Sindaco, e grazie a voi per aver suggellato con la vostra presenza un concetto di stima. Sì, mi dicono giustamente i colleghi della redazione che non ho fatto la domanda fatidica a lui. Sarai dei nostri anche tu? Certo, e vi ringrazio. Perché io già lo sapevo. Grazie a te, grazie a te. E allora siamo alla 6ª premiazione. Io cerco di accelerare perché so che qualcuno delle autorità, soprattutto il ministro, deve prendere l'aereo e scappare a Roma, devono andare via, ma ci tengo che alla fine facciamo tutti quanti la foto, perché ci sono ovviamente le targhe ricordo anche per voi, anche per i sindaci, quindi anche per i dirigenti che in qualche modo hanno contribuito a dare spazio e visibilità con le loro attività a questa nostra iniziativa. Allora siamo alla 6ª consegna di premio. È un premio che arriva dal web ed è per Alessia Scandura del liceo Rapisardi di Paternò. Eccola qua Alessia. Alessia, non si direbbe, perché generalmente sono i ragazzi che parlano di calcio, parlano di mondiali eccetera, invece Alessia parla dei retroscena dei mondiali di calcio Qatar 2022, omofobia e diritti calpestati. Tu sei partita dal calcio, dallo sport, come mai questa tua scelta? Intanto buonasera a tutti, come potete vedere il mio articolo si basa soprattutto su una tematica, almeno a me personalmente, distante, in quanto non sono all'interno del mondo del calcio e non capisco molto
questo sport dal punto di vista tecnico. Però hai dimostrato di capirne di temi sociali anche toccanti e importanti, perché collateralmente al calcio hai trattato proprio questi temi societari. Diciamo che ho deciso di trattare questi temi poiché penso che il primo compito di un giornalista, oltre quello appunto di informare, sia quello di sensibilizzare i lettori. Infatti proprio il tema di questo articolo è quello sia delle diversità che ci sono magari fra una donna e un uomo, cose che magari in Qatar ma anche in altri stati sono purtroppo ancora molto accentuate, e sia appunto, come scritto nel titolo, anche dell'omofobia che è ancora presente in questi paesi. E inoltre ci tengo a dire che scrivere questo articolo non è stato facile, appunto perché, come ho detto prima, io non capisco molto di calcio, però diciamo che sul web sono riuscita ad informarmi, poiché penso che un giornalista deve essere in primo una persona che si informi su queste determinate tematiche che vuole scrivere. Tu hai parlato in particolare di quella partita col Giappone, della Germania, quando si sono messe le mani in bocca proprio perché volevano significare abbiamo la bocca tappata su determinati temi. Sì, anche questo è stato comunque un gesto toccante da parte dei calciatori, e questo appunto mi ha spinto a trattare questa tematica e a scrivere questo articolo. Appena ho visto l'immagine, diciamo che mi ha colpito molto. È scattata la scintilla. E dopo questa premiazione scatta la scintilla per continuare nel mondo del giornalismo? Accetterai il nostro stage? Allora, diciamo che mi sarebbe piaciuto continuare a scrivere articoli, in quanto provenendo da un liceo classico, diciamo che la scrittura è una delle mie passioni, però a causa dello studio universitario non penso di riuscire a continuare. Va bene, è senz'altro comunque una scelta e la possibilità sicuramente di poterti esprimere in altri settori. Allora, io chiamerei a premiare a questo punto il sindaco di Caltagirone, anche se poi ci sarà una scuola di Caltagirone a essere premiata, il Toro Cuzzo. Grazie. Vieni, sindaco, vieni. Io ho detto indipendentemente dal territorio, perché qua siamo un'unica comunità. È la comunità scolastica catanese che va premiata. Sindaco. Due parole anche su Caltagirone, perché anche Caltagirone è in un momento di espansione dal punto di vista della visibilità per tutto quello che sta facendo la sua amministrazione nel territorio. Ma intanto un ringraziamento per avermi invitato qui in un'occasione in cui una studentessa del liceo classico Secusio, che è una eccellenza del nostro territorio, qui rappresentata dalla sua dirigente dottoressa Sabrina Mancuso, viene premiata, a conferma di come quella scuola sia una fucina da sempre di talenti, e spero che anche Chiara possa essere un nuovo talento alla quale augurare tanta fortuna. E poi la conferma di una presenza istituzionale di un'amministrazione che è molto attenta al tema della scuola, che ha avviato una stagione di grande sinergia e collaborazione con tutti i dirigenti scolastici della mia città, con i quali io spero di continuare a lavorare, dai quali ricevo tanto e ai quali spero di poter restituire altrettanto in termini di collaborazione e proficuità per la nostra città. Benissimo, grazie anche al sindaco di Caltagirone. E siamo alla settima consegna, premio della commissione giornalistica per Giulia Leone del liceo Marchesi di Mascalucia. Eccola qua Giulia. Ciao, complimenti. Anche Giulia tratta un tema sociale molto importante: camminare da soli per correre insieme. Cioè è bello essere protagonisti di se stessi, ma guardare anche alla squadra, al gruppo, al coro per poter andare avanti insieme. Esatto.
Esatto, e soprattutto guardare prima al proprio percorso personale per riuscire ad integrarsi meglio nella società, credo sia il tema che ho trattato nell'articolo, un tema molto importante su cui insistere anche per sensibilizzare i giovani e non solo alla cura della propria persona, alla ricerca del proprio essere e al mantenimento del proprio centro. Alla luce anche dei recenti avvenimenti, credo sia un tema veramente caro alla società attuale, credo che bisogna insistere su questo. Niente, questo è quanto. Chiedo anche a te quale vuole essere il tuo futuro, innanzitutto dal punto di vista dello studio. Hai già pensato di iscriverti all'università? Cosa farai? Sì, io già sono iscritta all'università, sono in biotecnologie e vedrò. Ti permetterà questo di poter affrontare lo stage? Lo vorrai fare? Sì, con piacere, accetto molto volentieri. Benissimo, grazie. Allora io vorrei approfittare per chiamare qui, l'ho detto poc'anzi, era qui fra i nostri amici, Pino Liberti, che è stato il commissario per l'emergenza Covid nella nostra Catania, tanto bistrattata da questa malattia, da questa infamietà, come è stata un po' dappertutto, non più di altre città. Allora, intanto la foto di rito. Grazie, con Giulia ci vedremo presto in redazione. E allora 2 parole anche a Pino Liberti. Devo dire che è stata un'avventura forse bella per certi versi, ma amara, difficile da portare avanti. Anche tu lo dicevamo, noi come giornalisti siamo sempre sotto i riflettori. Tu penso che eri massacrato dai riflettori. Io ero assediato dai media, non mi era mai successo nella vita, non mi ricapiterà più. È stata... Speriamo che non ricapiterà più un'emergenza simile, ecco. A me non ricapiterà più. Allora approfitto per ringraziare i sindaci, quelli che ci sono e quelli che non ci sono, perché i sindaci sono stati davvero straordinari. Si è creata una sinergia con loro che davvero non mi aspettavo, si è creata una sinergia con le aziende ospedaliere e sanitarie, i sindaci, la protezione civile. Io approfitto di ogni occasione per ringraziarli, perché davvero senza questa sinergia, senza quelle piccole invidie che si creano tra comuni viciniori, che invece in questa occasione non ci sono state, forse non ne saremmo usciti benino come ne siamo usciti. E l'ultimo pensiero per quelli che io continuo a chiamare i miei ragazzi, quelli che si sono spesi nei 2 anni e mezzo di pandemia e che grazie ai quali siamo riusciti a venirne fuori. Una cosa volevo dire, mi ha incuriosito l'articolo di quel ragazzo sulla politica, al punto tale che me lo sono letto adesso e ora non vedo l'ora di tornare a casa per leggermeli tutti. Grazie. Questo dimostra che il lavoro fatto dalla nostra commissione giornalistica e soprattutto anche dal web, che ha elargito i propri like e le proprie visualizzazioni, sono stati in qualche modo proficui. Allora, siamo all'8ª consegna e andiamo a Caltagirone, al Secusio di Caltagirone, per premiare Chiara Lauria. Ciao Chiara, complimenti anche a te. Allora, Chiara ha fatto una cosa sfiziosa, perché partendo dal cambio di 2 vocali, la A e la O, è un po' il tema fra arancina e arancino, ha detto che ci sono cose ben più importanti che attraverso una A o una O possono dire, raccontare e significare tanto. Cosa ci vuoi dire su questo articolo? Su questo articolo voglio dire, innanzitutto partendo dal sottotitolo, che è Sangue Sitisti di Sangue Tempio, che è una citazione della Divina Commedia, che viene presa dal Purgatorio, che appunto vuol dire che fossi assetato di sangue e io di sangue ti sfamo. Quindi è come una sorta di vendetta il fatto di andare alla lotta per la legalità contro appunto la mafia. Questione di vocali, perché molto spesso la Sicilia viene rappresentata come questa guerra appunto tra arancino e arancina, quindi le 2 vocali, la A e la O, ma la guerra vera che c'è in Sicilia è Cosa Nostra, che però non è solamente questo, e quindi la Sicilia è casa nostra in realtà, quindi
Cioè lei fa la differenza fra Cosa Nostra e Casa Nostra, quindi anche lì la differenza fra una O e una A, per dire che siamo conosciuti come Cosa Nostra, ma la Sicilia è casa nostra di cui dobbiamo andare fieri, e andiamo certamente fieri se ci sono ragazzi come lei e come tutti gli altri che abbiamo ascoltato che vogliono già da adesso indirizzare il proprio futuro. E allora anche a te chiedo, sceglierai anche se tu vieni da lontano e quindi forse è problematico? Allora, mi sarebbe piaciuto tantissimo, però essendo di Paragonia e frequentando Caltagirone, il liceo classico, preferisco comunque centrare l'attenzione sugli studi e quindi non posso proseguire col corso. Noi ti aspettiamo che finisci gli studi, così da Paragonia vai a Caltagirone e poi da Caltagirone vieni a Catania alla nostra redazione. E allora aspetta, perché c'è ovviamente la targa. Allora, siccome io ritengo che sia importante, c'è la preside, sì, intanto ovviamente voglio invitare qui la dirigente scolastica del Secusio Caltagirone, mi sembra il minimo che possiamo fare quando, come detto, e anche il professore, perché come detto gli artefici, buonasera preside, gli artefici principali del successo loro sono i loro docenti e i loro dirigenti. Come diceva poc'anzi giustamente il ministro Musumeci, ci sono due fattori che influiscono nella crescita e nella buona riuscita dei ragazzi di oggi: il primo la famiglia e il secondo la scuola. Quindi certamente un dirigente scolastico così lungimirante da stimolare i ragazzi a questo tipo di attività e i docenti che in qualche modo li affiancano e li indirizzano sono senz'altro da elogiare. Quindi diamo la targa alla dirigente scolastica, io mi metto più in là, facciamo la consegna del premio. Grazie, grazie anche a te, grazie al professore. Ricordiamo il nome del professore? Di Stefano. Il professore Di Stefano e la preside a cui facciamo i nostri complimenti. Grazie a tutti voi che avete organizzato questa manifestazione. Ringrazio il sindaco di Caltagirone per i complimenti che mi ha fatto e mi complimento tantissimo con Chiara, tutti gli studenti, perché siete veramente genuini, sinceri, manifestate con libertà e con passione le vostre idee. Noi siamo accanto a loro, compagni di strada, non cerchiamo tanto, come dice qualcuno più importante di me, di creare delle teste piene, ma delle teste ben fatte. Questa è la cosa più importante. E soprattutto teste pensanti. Grazie alla dirigente, grazie anche a voi. E allora siamo alla penultima premiazione. Il 9° premio va ancora una volta al Liceo Marchesi di Mascalucia e va a Santo Romeo. Ciao Santo. Anche Santo tratta un tema importante. Parliamo dell'intervallo sul fronte occidentale quando un pallone fermò la Grande Guerra. Qui si torna a parlare di calcio, ma stavolta è proprio il calcio che in qualche modo ha innescato una riflessione sociale. La notte di Natale del 1914, la Prima Guerra Mondiale ovviamente, dalle trincee escono dalle trincee gli inglesi e i tedeschi per fare cosa? Non per spararsi l'uno contro l'altro, cosa che avevano fatto fino alla mezzanotte precedente e che poi purtroppo riprenderanno a fare dalla mezzanotte successiva, ma per prendere, non si sa mai e non si è mai saputo se un vero pallone o una lattina, per fare una partita di calcio. Sì, perché io credo che il calcio, ma soprattutto come lo sport in generale, nella sua semplicità a volte riesca sia ad unire noi umani, ma a farci tornare umani, a rifarci tornare per certi versi anche bambini in quella semplicità che a volte crescendo dimentichiamo. E quindi bravo veramente, merita un applauso. E quindi questo episodio, che certamente è rimasto nella storia, ha scatenato in te un'emozione. Sì, perché poi diciamo io sono un grande appassionato di sport e di calcio, poi
ho sempre cercato, diciamo, di coniugare, di trovare un connubio tra la mia passione per lo sport e la mia passione per la scrittura e anche la mia passione per la storia, e quindi penso non ci fosse storia migliore di questa. Quindi con tutte queste due passioni lo stage è garantito? Certo. Benissimo, grazie. Allora, io, siccome ritengo, abbiamo detto che il mondo della scuola ci è vicino, il mondo delle istituzioni, della politica, delle autorità hanno in qualche modo riconosciuto e ci hanno dato fiducia e stima, io ritengo che anche il mondo imprenditoriale dovrebbe in qualche modo muoversi e affiancare le nostre iniziative. E oggi ho visto qui parecchi imprenditori e qualcuno è dovuto andare via. Mi sarebbe piaciuto salutare il dottore Flavio Sarcià, il ministro lo conosce perché ultimamente siamo stati proprio alla presentazione della nuova sede della Banca Patrimonio Sella qui a Catania, che ha aperto una sede bellissima, e sono delle realtà che vogliono stare vicini al territorio. Mi scuseranno gli altri che sono presenti, ma io vorrei approfittare, perché lo vedo in prima fila e perché in qualche modo lo abbiamo citato poc'anzi parlando di Majorana, vorrei far avvicinare qui il dottore, l'avvocato Ettore Denti, perché è un grande imprenditore della sanità. Tra l'altro poco fa parlavamo di sanità. Avvocato, buonasera. Parlavamo di sanità purtroppo amara per la questione del Covid. Diamo la targa all'avvocato, sarà lui a consegnarla nelle tue mani. Foto di rito. Benissimo. Allora, noi con te, Santo, ci rivediamo nella nostra redazione quanto prima, poi vi faremo sapere come, dove e quando. E invece scambio due parole con l'avvocato Denti. Grazie. Avvocato. Dicevo... Ringrazio molto per poter essere stato qua a questa iniziativa, veramente che un'iniziativa veramente interessante, veramente bella, è un modo di far entrare i ragazzi, i giovani in questo mondo del giornalismo e delle difficoltà generali che si cominciano a vedere. Grazie perché la sua presenza qui dimostra che c'è attenzione anche da parte di voi imprenditori verso le iniziative che ritenete valide e soprattutto verso il futuro delle nostre società, che sono questi giovani. Quindi grazie avvocato, grazie. Siamo all'ultima premiazione. Lombardo Radice di Catania con Agata Marcella Gamuzza. Ciao Agata, complimenti anche a te. Allora, abbiamo tanto parlato di guerra. La tua guerra è una guerra di silenzi. In che cosa consiste? Allora, è una guerra di silenzi perché è proprio il bullismo, che è una problematica molto vicina ai giovani, che è stata anche molto vicina a me, dove i ragazzi decidono di rimanere in silenzio per paura di peggiorare la loro situazione, quando in realtà l'unica salvezza è la parola. Bene. Vedete quante belle idee, quante convinzioni e come affrontano con una semplicità in qualche modo però architettata questi ragazzi di oggi le tematiche che toccano le corde di tutti noi. Allora, fatidica domanda, sarai dei nostri? Sì, certo. Bene, grazie. Allora, io vorrei chiudere con la premiazione con il ministro Musumeci. Allora, la solita foto di rito. Grazie. Allora, no, io faccio rimanere un attimo qui il ministro perché ovviamente c'è la targa per il signor ministro. Poi al dottore Cardillo diamo la targa, lo preghiamo di girare qui, dell'onorevole Galvagno. Al provveditore diamo la targa che è lì, Emilio Grasso, eccola qua. Poi vorrei chiamare nuovamente qui
il sindaco Nino Naso. C'è. Abbiamo 7 stanze e tu la conosci perché sei venuto da noi. Poi abbiamo il sindaco di Mascalucia, il dottore Vincenzo Magra. Abbiamo il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo. Ah, si è allontanato. E allora vorrei chiamare anche la dirigente dell'Angelo Musco, il dirigente Mauro Mangano. C'è? Eccolo qua. Ecco preside, adesso scambiamo 2 parole con voi. La dirigente della Pestalozzi, la dottoressa Elena Di Blasi. Dov'è? Eccola qua, sta arrivando. La direttrice del Gemellaro, Fiorella Baldo. Eccola qua. No, dov'è? Dov'è? Eccola là. Ecco, la targa del sindaco la facciamo avere alla dirigente del Secusio, mentre qui c'è Fiorella Baldo, la dirigente del Gemellaro, e io inviterei tutti i ragazzi, anche qui davanti, e pregherei magari le autorità di salire, se ci riusciamo, qua sopra, in modo che facciamo una foto comune, perché sarà la foto che poi... Sì, ovviamente un grazie anche a Anna De Francesco. Sì. Andiamo più indietro, dai, mettiamo più indietro. La professoressa Barbara Cifalino per la dirigente del De Felice. Allora facciamo, eccola qua, là c'è la targa del De Felice. Ciao Pippo. Allora facciamo una cosa, facciamo al contrario, i ragazzi si mettano sopra, dietro, sul palchetto. Però sarebbe stato meglio metterli voi. Scusi, non è per male, tutti al centro, facciamo le foto da lì. Sì. I ragazzi... No, ora lo dico perché stiamo... molto. Allora, volevo sottolineare che queste targhe ai dirigenti li stiamo dando perché ci hanno dato una grande mano nell'organizzazione di questa manifestazione. A tal proposito voglio anche ringraziare la Presidente dell'associazione Un Sospiro, un battito e un sospiro e un respiro. Così difficile? Sì, arrivo. Allora, aspettate un attimo. Allora vi dicevo, ovviamente il grazie va a tutti i dirigenti scolastici che hanno permesso la realizzazione di questo concorso, a tutti i docenti, ma perché abbiamo voluto dare queste targhe? Le abbiamo date per il servizio di accoglienza che è stato fornito dalle ragazze del De Felice, dunque grazie al dirigente Anna De Francesco e alla professoressa Fiorella Baldo. Ai ragazzi del Gemellaro, appunto la professoressa Fiorella Baldo, e ai ragazzi per il servizio in sala della Pestalozzi con Elena Di Blasi. Ovviamente un grazie anche al dirigente Mauro Mangano, lo abbiamo avuto qui, per l'orchestra della scuola Musco.
Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo anno. Già da domani si possono mandare gli articoli per il nuovo concorso e vi prego adesso di accomodarvi nell'altra sala per un cocktail e quindi avremo modo di salutarci meglio e scambiare meglio magari qualche idea e qualche stimolo in più. Grazie per aver partecipato, al prossimo anno.